Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova esperienza. Oggi ci troviamo a Brendola, in provincia di Vicenza, e siamo qui per fare uno di questi 4 percorsi. Noi faremo il numero 8, quindi andiamo in questa nuova esperienza. Il nostro percorso comincia proprio da qui, davanti il Duomo di Brendola, detto anche l'Incompiuta. Ed ecco che vediamo le indicazioni e poi si attraversa la strada e ritroviamo sempre il colore del nostro percorso e l'indicazione Porta dei Berici. Allora, dopo essere partiti dalla chiesa abbandonata di Brendola Alta, si scende, si attraversa un po' le vie del paese e poi si prende questo sentiero che comincia la salita. Come potete vedere, qui ci sono ancora le indicazioni e in fondo vediamo i resti del castello e noi passeremo proprio di là. Arrivati in alto, passeremo di fianco alla chiesa di San Michele. E da qui parte solo il sentiero verde che prosegue. Qui saliamo molto rapidamente. Ora entriamo in questo cancello perché il nostro percorso verde di 8 km prosegue di qua. Purtroppo al castello non si può andare perché è chiuso. Andiamo. Se trovate il cancello chiuso, si passa di qua. Volevo dirvi, state tranquilli, se trovate il cancello chiuso che si può passare lateralmente, non preoccupatevi. E nel nostro percorso troviamo l'acqua e da qui l'inizio del sentiero natura che è dentro al percorso verde di 8 km. Beh, che panorami veramente da favola.
di natura non so cosa c'entrino, però l'importante è che restino così e basta, fermi e spenti a fare la ruggine. E dopo aver lasciato quei resti di ferro, continuiamo il nostro percorso, sempre con al nostro fianco il panorama del castello. Ed eccoci a questo bivio, anzi trivio, perché ci sono 3 vie, quindi noi continuiamo a seguire Sentiero Natura e Porta dei Berici colore verde. E dopo una bella camminata nel bosco usciamo in questa stradina. E se non trovate la freccia con i colori potete seguire questo PB Porta Berici. Diciamo che il percorso è un misto tra bosco, stradine asfaltate, stradine bianche. L'unica pecca che un punto di ristoro ci poteva stare, una panchina, un tavolo da qualche parte. Vabbè. E proprio qui abbiamo il cartello Porta Berici. E il nostro arrivo è lassù. Ed eccoci, siamo alla fine del nostro giro, che è di circa veramente 8 km. È un po' la caccia al tesoro alle indicazioni, però non abbiamo sbagliato, ce l'abbiamo fatta. Quindi io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirmi, e alla prossima esperienza. Ciao!